Sindaco, le fiere quest'anno, i grandi eventi come le fiere del Rosario quest'anno a San Donà ci saranno? Ci saranno, noi auspichiamo in una forma ridotta rispetto a quella a cui eravamo abituati, quindi immaginare che i 400 espositori, le bancarelle che diciamo occupano tutto il centro della città, dove le persone sono accalcate per muoversi, per incontrarsi, perché magari non sempre i flussi vanno in un'unica direzione, per fermarsi e controllare, che ne so, la bontà della merce, eccetera, è inimmaginabile. Siamo appena usciti dalla festa del Redentore a Venezia, che pure in queste condizioni sanitarie che tutto sommato non sono critiche, hanno deciso di avere una versione ridotta, soprattutto dedicata ai veneziani, e così faremo anche con le fiere del Rosario. Quindi alcuni eventi saranno confermati come l'antiquariato, l'agricoltura eccetera, altri sicuramente ridimensionati, altri ancora come la fiera campionaria oppure la fiera cosiddetta del mercato straordinario non potrà esserci in quelle condizioni. Non è una decisione facile, perché comprendiamo che per molti operatori economici è una grande opportunità quella della Fiera del Rosario, però nel momento in cui appunto ci si avvicina a una stagione fredda con l'incertezza di sapere se i primi giorni di ottobre saranno più simili all'estate che si chiude o l'autunno che si apre, e la possibilità quindi di sbalzi di temperatura che possono peggiorare anche le condizioni non solo atmosferiche ma anche i nostri comportamenti che ci porteranno poi a privilegiare luoghi chiusi eccetera. Ecco, queste sono considerazioni che devono metterci in allerta, perché immaginare di tornare a un periodo di lockdown sarebbe un disastro. Ecco, quello delle fiere è un periodo caldo di eventi, perché oltre alla fiera diffusa in città e alla campionaria ci sarà anche poi a seguire di solito la fiera del fumetto e contestualmente anche la festa della polenta. Anche questa è una festività molto sentita in città, anche questa verrà ridefinita nei termini o rischia di saltare? No, noi ci stiamo confrontando con Proloco e anche con l'associazione dei ragazzi che organizzano il Festival del Fumetto, per capire come poter incastrare queste cose, magari modificando anche ipotesi di date, sicuramente modificando i luoghi e anche cercando di trovare il migliore equilibrio perché tutto si possa svolgere in condizioni di sicurezza, quindi con un contingentamento degli ingressi, con una riduzione del numero degli accessi, con un rispetto del distanziamento e dove necessario possibile anche della mascherina. Laddove queste condizioni sono rispettate, allora io credo che potremo fare questi eventi senza creare preoccupazione tra gli operatori o i visitatori. Questi eventi saranno in ottobre, quindi queste condizioni valgono se non ci sarà un ulteriore inasprimento delle condizioni sanitarie, se non ci sarà un ritorno massiccio dell'epidemia, giusto? Giusto, e noi diremo chiaramente a tutti gli operatori che ci riserviamo fino al giorno stesso, diciamo, delle manifestazioni di annullare l'evento nel caso in cui le condizioni sanitarie ce lo imponessero.